Io compro Siciliano Live, pronti per un nuovo appuntamento, pronti per continuare a vivere la nostra Sicilia e questa volta parliamo proprio del territorio e ci spostiamo in uno dei borghi più belli d'Italia. Andiamo quindi immediatamente a scoprire Salemi, lo facciamo collegandoci con il sindaco Domenico Venuti e l'assessore alla cultura, allo sport e al turismo Vito Scalisi. Ben arrivati su Io compro Siciliano Live. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta e ci vede. Buongiorno. Allora, buongiorno. Partiamo dal fatto che Salemi è un luogo meraviglioso e quindi chiunque non abbia commesso il peccato di non averlo ancora mai visitato dovrebbe farlo così di default, indipendentemente da appuntamenti o meno. Questo mi permetto di dirlo io, però penso che siete d'accordo. Sì, in attesa di una legge che lo preveda, però intanto Esatto. invitiamo noi, ci uniamo all'invito accorato che ha appena fatto. Però oltre alla bellezza di Salemi, che in tanti ovviamente conoscono, riconosciuto uno dei borghi più belli d'Italia, quest'oggi ci incontriamo perché meraviglia su meraviglie c'è un appuntamento per il 26 giugno, esattamente in questo fine settimana, con la sesta edizione della Notte Romantica nei borghi più belli d'Italia. Quindi parliamo di un'iniziativa a livello nazionale che vede anche Salemi protagonista. Cosa significa partecipare a questa notte? Ma per noi questo è chiaramente parte di un percorso fatto insieme all'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia e quindi ha un valore maggiore perché tutto ciò che avviene in collaborazione, direi coralità, ha sempre un impatto maggiore e comunque un ritorno sicuramente più interessante. Quindi abbiamo voluto aggregarci a questo percorso che abbiamo fatto negli anni, appunto perché crediamo che in Sicilia in particolar modo vada a riscoprire un po' quelle che erano le abitudini, le tradizioni delle serenate che si facevano sotto i balconi e noi abbiamo voluto aggiungere a questa notte romantica, declinata in vario modo in tutto il territorio nazionale, proprio quella dei balconi d'amore, cioè nel senso che ci saranno dei balconi privati e pubblici, quest'anno anche quello della sede comunale, dove si potrà salendo ricevere, ecco, soprattutto ricevere una serenata da parte di alcuni gruppi. Che poi non credo sia mai successo, o meglio, sindaco, qualche suo predecessore riportato negli annali ha mai ricevuto una serenata dal balcone della sede ufficiale? Questa è una novità della nostra amministrazione, certo mai no, perché ormai da 7 anni che ci siamo, però questa è una novità che abbiamo lanciato. Io personalmente quest'anno che si farà al comune quasi sicuramente riceverò una serenata perché finora mi sono astenuto lasciando spazio nei balconi privati soprattutto alle donne come è giusto che sia, ma essendo la sede del comune voglio approfittare anch'io per provare l'emozione di ricevere e di essere il destinatario di una serenata. Che poi questa è una tradizione bellissima, Assessore, una tradizione che va preservata. Sì, era così, anticamente praticamente si anche chiedeva la mano attraverso una canzone d'amore cantata sotto il balcone del centro storico. Mio padre mi raccontava che l'ha fatto con mia madre, quindi quando abbiamo creato questo format all'interno della Notte Romantica ci è sembrato, come dire, naturale che i balconi del centro storico vivessero questa atmosfera di altri tempi in un certo senso e rinnoviamo anche tra l'altro una tradizione siciliana che è molto riconosciuta, quella della tradizione popolare delle canzoni praticamente d'amore. Tra l'altro abbiamo invitato nelle scorse edizioni l'Ellano Alfino, che con il suo Coccio d'amore credo ha fatto innamorare un'intera città, c'erano migliaia di gente a sentirlo cantare per le strade, Mario Incudine. Gli altri anni abbiamo avuto, causa limitazioni Covid e anche quest'anno, diciamo, tenuto anche un profilo un po' più basso, però sempre di qualità. Quest'anno abbiamo per esempio dei gruppi locali di tradizione musicale popolare come Sicilia Betta, Zagara Anciuri, abbiamo Emanuela Fai con il suo Folk in Duo, che è un gruppo interessantissimo che vengono da Palermo, così come Cialoma. Quindi anche quest'anno... Quindi comunque un nutrito gruppo di artisti. Certo, è un nutrito gruppo d'artisti che vedrà dopo, credo, speriamo, io incrocio la vita da buon tifoso dell'Italia, oltre allo sventolio delle bandiere italiane, anche
le canzoni d'amore, magari facciamo cantare Notti Magiche. Esatto, sarebbe una bella soluzione, perché i più attenti avranno controllato il calendario e avranno visto che sabato, il 26, il giorno di questa notte romantica nei borghi più belli d'Italia, è anche il giorno della partita della nazionale italiana. Quindi panico, perché la serenata dovrebbe essere momento d'amore, invece è il classico momento del perché mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone. Quindi prima di evitare, rimanendo in citazioni musicali, prima di evitare che scoppino le coppie perché uno vuole fatta la serenata e l'altro invece vuole guardare la nazionale, qual è la soluzione? Posticipare di qualche ora per permettere di guardare la partita prima e poi in cambio insieme partecipare a questo evento a Salemi, per cui si parte alle 22:30. Ormai estate, per fortuna il coprifuoco l'hanno tolto e quindi si può vivere serenamente questa emozione dalle 22:30 in poi. Eh sì, che tra l'altro è proprio un orario molto più romantico, nel senso che andiamo verso la notte per natura diciamo ispira e ha ispirato canzoni, ha ispirato poesie romantiche, alla notte ci si riferisce spesso, quindi alla fine non tutto, come si suol dire, viene per nuocere, ma abbiamo la possibilità di prolungarla anche grazie al fatto che non c'è il coprifuoco e grazie al fatto che speriamo che, se come in queste sere, in queste notti, il clima e la temperatura saranno abbastanza alte, quindi favorevoli a poter condividere fuori un momento insieme, che è una delle cose che, oltre alla manifestazione in sé, simbolicamente questa serata rappresenterà. Cioè, per noi è un po' l'inizio di questa estate, la fine di un percorso, speriamo la fine definitiva, ma comunque almeno in questa fase la fine di una fase complicata, per cui ha anche un ottimo auspicio, cioè oltre all'amore abbiamo anche la condivisione di un momento e quindi la possibilità di incontrarsi, di vedersi, che in quest'anno c'è stata preclusa. Credo che quindi ha un valore assolutamente simbolico a cui teniamo parecchio. Quindi si riparte dall'amore. Sì, ma d'altronde l'amore muove il mondo e i meccanismi celesti, come diceva qualcuno, quindi quello è ovvio, non potevamo che ripartire dall'amore. È bellissimo perché potrebbe essere... In un'apoteosi insieme al calcio, come diceva bene lei, l'amore e il calcio, che sono i due motori, diciamo, della nostra nazione, del nostro paese, che muovono le passioni più grandi in questo paese, che hanno ispirato poeti e diciamo più o meno cantanti e anche ovviamente poi allenatori, giocatori e quant'altro. Diciamo che sono le due colonne portanti del nostro paese, quindi un connubio quasi perfetto. Mancherebbe, secondo me, se posso permettermi, il buon cibo, ma immagino che uno possa anche godersi una bella cena a lume di candela nel corso di questa notte a Salemi, quindi si potrebbe anche completare così, no? Ah, certamente, ci sono le attività del centro storico che sono coinvolte, tra l'altro il coordinamento per la notte romantica dei borghi più belli d'Italia ci ha mandato la ricetta di un dolce che sicuramente gli esercizi commerciali che fanno ristorazione e bar offriranno agli avventori. Questo sì, ti potrai sedere, bere un aperitivo, vedere anche la partita e dopo assistere alle serenate. Chiuderemo il centro storico al traffico, così come facciamo ogni volta che ci sono delle manifestazioni di così notevole interesse. Noi abbiamo qualche secondo per dedicarci anche al nostro sito www.iocomprosiciliano.com, il marketplace del Made in Sicily. Guardiamo insieme di che si tratta e poi torniamo subito a Salemi. Le eccellenze Made in Sicily le fate su www.iocomprosiciliano.com e da lì poi arrivano direttamente a casa vostra. Ma abbiamo anche uno spot che riguarda proprio l'evento di cui stiamo parlando, quindi guardiamo anche quello e poi torniamo dal sindaco e dall'assessore per continuare a parlare della notte romantica nei borghi più belli d'Italia.
E quindi abbiamo visto in chiusura di questo spot il calendario dell'estate di Salemi. Come sarà quest'estate di Salemi? Sarà un'estate ricca di eventi, ovviamente compatibilmente con il momento, perché ci sono alcune cose che chiaramente ancora dovranno richiedere una limitazione. Faccio un esempio per tutti: la nostra Sagra della Busiata faceva decine di migliaia di visitatori a sera. Me la ricordo, ci sono in passata due, anch'io una volta da lì. in due e anche in 3 sere, e questo dovrà essere fatto in un formato ridotto, magari abbinando il cibo ad un momento di intrattenimento, però sempre comunque con accessi limitati. Per il resto l'assessore vi farà adesso una carrellata così veloce degli eventi più importanti, dove spicca il jazz, spiccano ovviamente quelle che sono anche le caratteristiche che noi abbiamo voluto in un certo qual modo sottolineare e che si legano alla nostra storia. Una parentesi molto veloce per farvi i complimenti: molto bella quella pubblicità dove si vede, dove si vive e si gusta già la Sicilia. Da questo punto di vista vi direi semplicemente, visto che avete questo marketplace, noi abbiamo diverse case a €1 da mettere sul mercato. Se vogliamo metterli in una scatola di queste belle colorate come quella che ci avete fatto mostrare, potrebbe essere sicuramente un incremento a renderle appetibili, diciamo, per i molti che vorranno scegliere Salemi come meta per dove acquistare una casa e trascorrere una parte dell'anno, fare qualche struttura ricettiva. Questo è un progetto in corso, fino al 31 agosto c'è il bando sul sito del comune, sarà facile accedere a tutte le informazioni. Questo lo riporteremo ai nostri Davide Morici, Giuseppe Giorgianni, e quindi parleremo con loro. Chi lo sa, magari fra i tanti acquisti del marketplace ci si ritrova anche con una casa a Salemi, che meraviglia, questo è l'acquisto che non ti aspetti online. Ma torniamo al calendario degli appuntamenti, Assessore. Sì, ci stiamo lavorando, come ha detto il sindaco, noi abbiamo, come dire, una linea editoriale, per dirla così, che è fatta di cultura e quindi associamo la musica forse alla lettura, all'intrattenimento, diciamo anche alla comicità. È un calendario che giustamente vedrà, io non lo so se possiamo già avanzare su determinati accordi che secondo me sì, secondo me sì. In anteprima assoluta, il 24 avremo a Salemi ospite una delle voci più belle secondo me del panorama. Stiamo parlando di quale mese? Di luglio. Di luglio, ok. Il 4 luglio a Salemi, in anteprima, avremo Simona Molinari. Oh, wow! Che diciamo è qualcosa che abbiamo rincorso da qualche anno. L'anno scorso l'avevamo pure messa in cartellone, poi c'è stato un problema Covid, è saltato un po' tutto, diciamo, da questo punto di vista. Simona Molinari fa parte di un più ampio progetto jazz che vede anche i borghi coinvolti in un certo senso, in una rete dei borghi che fanno i festival jazz, che si conclude il 29 e il 30 con il Welcome Back Tony Scott, che è il premio Città della Musica, premio per la musica Città di Salemi, che quest'anno daremo a Gegè Telesforo, dedicato a un grande artista dalle origini salemitane, un grande clarinettista che si chiama Tony Scott. Forse non lo conoscete, ma è uno di quelli che ha suonato con le più grandi firme del jazz mondiale. C'è stato anche un film di Maresco dedicato alla vita di Tony Scott. È un genio assoluto della musica, a cui la città di Salemi ha da tempo, dal 2015, dedicato questo premio nazionale, anche internazionale. L'anno scorso abbiamo avuto Rafael Gualazzi, quest'anno daremo a Gegè Telesforo. Avevamo anche cercato, e verrà Lino Patruno con la sua orchestra jazz pure a suonare per 2 giorni. Poi, diciamo, altri eventi, ci saranno eventi dedicati anche alla comicità, quindi dai comici di Medin. Vogliamo i nomi? Ok, una garanzia. Una garanzia, e quindi abbiamo provato anche di fare qualcosa legata, diciamo, alla comicità siciliana, che tanto successo sta avendo, quindi dai Quattro Gusti e Respinti, diciamo, siamo
a buon punto, diciamo, per chiudere, diciamo, questi accordi a questo tabellone di iniziative e tante altre cose, tra cui un festival letterario che è seguito dalle associazioni. Devo dire qui l'associazionismo dà un notevole impulso alle attività culturali e sociali della nostra città, e noi, devo dire, come amministrazione li sosteniamo e siamo partner nelle loro iniziative, per cui ci sarà un festival letterario, verranno legato ad autori siciliani, organizzato da un'associazione che si chiama Liberi. Poi ci saranno i Cardinalia, che sarà un festival teatrale che è organizzato dall'associazione Peppino Impastato. Le date ancora sono, diciamo, tutte da incastrare, perché per vari impegni pare finalmente che questo settore si stia muovendo. Non per ultimo una collaborazione che dura l'anno scorso con l'Ente Parco Archeologico di Segesta, che ci regala, l'anno scorso ci ha regalato 3 bellissimi eventi, tra cui una commedia latina, e quest'anno ancora non sappiamo effettivamente cosa, hanno bloccato le date, ma non abbiamo ancora, e non possiamo dirlo per ovvi motivi, giustamente, di rispetto per l'ente organizzatore, anche le Dionisia, che ci sarebbe il Festival delle Dionisie, che è anche a Salemi, nella prestigiosa piazza di Piazza Licia, che avete trasmesso nelle immagini. Bellissimo, tutto questo è fantastico, però sono troppe cose. Ci ricordate come facciamo a tenerci al passo, dove possiamo andare a trovare le date, e poi man mano che ci saranno anche le date certe possiamo sapere quando organizzare questa bella gita a Salemi? In settimana si definirà il cartellone, che deve incastrare soltanto alcuni dettagli rispetto alle cose che abbiamo detto, perché chiaramente quest'anno abbiamo voluto anche aspettare prima di chiudere e definire il tutto, questo fatidico 21 giugno, per capire se effettivamente fossimo entrati in zona bianca oppure se rischiavamo di portare avanti delle iniziative che poi non si sarebbero potute comunque realizzare per motivi di contenimento eccessivo, chiaramente legato ad eventuali situazioni in zona gialla impossibili da poter realizzare. Quindi stiamo adesso correndo. Non appena avremo il cartellone definitivo con tutta la grafica, sarete tra i primi ad averlo e poterlo diffondere, ma è chiaro che sia sulle nostre pagine Facebook, quella dell'assessorato alla cultura Città di Salemi, quella di Domenico Venuti sindaco, piuttosto che faremo un link di collegamento nella pagina istituzionale del comune, si troverà pubblicato il cartellone con tutte le iniziative che chiaramente partono da luglio in poi, perché quest'anno abbiamo preferito attendere, tranne questa chicca che ci attende sabato, appunto per far sì che la pandemia ci consentisse, l'andazzo della pandemia ci consentisse poi di realizzare e di non sospendere nulla, perché è brutto annunciare qualcosa e poi dover tornare indietro. Noi abbiamo voluto dare continuità un po' a tutto, ma ovviamente nel rispetto assoluto di quelle che sono le regole anti-Covid. Purtroppo ancora non siamo in una situazione nella quale possiamo dire di avere alle spalle la pandemia, ma dobbiamo guardare con fiducia al futuro e soprattutto al presente. E il primo passo in questa ripartenza, lo ricordiamo in chiusura, è l'evento di cui Io Compro Siciliano è media partner. Stiamo parlando della Notte romantica nei borghi più belli d'Italia, 6ª edizione, Salemi protagonista, con le serenate che saranno portate avanti durante la notte a partire dalle 22:30, quindi dopo la fine della partita dell'Italia, lungo questi paesaggi, lungo queste vie meravigliose di Salemi. Io ringrazio il sindaco Domenico Venuti e l'assessore Vito Scalisi per essere stati con noi a raccontarci questa bellissima realtà che vedrete ovviamente seguendo i canali di Io Compro Siciliano proprio a sabato sera. Grazie ancora per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie, vi aspettiamo allora. E noi ci saremo con piacere, così come ci siamo ogni giorno a mezzogiorno per i nostri collegamenti con Io Compro Siciliano Live. Io ringrazio Nicolò Acquisto anche oggi in regia. Vi salutiamo, appuntamento a domani con Cristina Ruffino, stesso posto, stessa ora. Ciao!